Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cordiale saluto gentili amici, ben ritrovati a questo appuntamento live del mattino, primo appuntamento anche tra l'altro settimanale. Apriamo subito con i fatti di cronaca accaduti nelle ultime ore in Friuli Venezia Giulia. Incidente mortale ieri sera, poco prima della mezzanotte, lungo la strada regionale 356 nei pressi di Racchiuso di Attinis. Due motociclisti, nel tentativo di evitare un animale selvatico che si è introdotto sulla sede stradale, sono finiti entrambi fuori la strada. Purtroppo uno dei due è deceduto per le gravi contusioni riportate nella caduta. La vittima è un uomo di 43 anni residente nella zona. Ferito in modo grave ma fuori pericolo di vita anche l'altro centauro, un 33enne, ricoverato all'ospedale di Udine in prognosi riservata. Cambiamo argomento. Sopralluogo del sindaco di Monfalcone Anna Maria Cisint sulla passeggiata del canale Valentinis insieme agli ingegneri Englaro e Olivetti. La viabilità per biciclette e pedoni è stata ristabilita e grazie alla videosorveglianza il degrado si è ridotto di molto. Dopo l'installazione delle videosorveglianza diffusa, la polizia locale continua ad essere presente sulla zona. Si è notato che dopo il posizionamento delle telecamere il problema generato dal degrado si è molto ridotto. In ogni caso la polizia passa anche più volte al giorno per verificare il mantenimento della pulizia su questo percorso al quale il comune e l'amministrazione ci tiene moltissimo, anche perché si tratta di un punto più a nord del Mediterraneo, un'area molto importante che rappresenta il punto in cui il mare entra in città. È stato inoltre riqualificato l'aspetto complessivo delle attrezzature, anche dell'arredo urbano, ed è in fase di partenza la Polizia Costante del Verde, che si trova a fianco del percorso ciclopedonale. Ripristinato anche il cordolo di cemento che passa a lato della pista ciclabile. Questo darà la possibilità di avere una maggior presenza delle spazzatrici per una pulizia più profonda e costante anche del prato circostante. E adesso andiamo a chiudere con una notizia di servizio, in un certo senso, e di cronaca. Domenica 26 settembre sono stati 5 gli interventi sulle montagne del Friuli Venezia Giulia tra persone in difficoltà e malori. In più al mattino la stazione di Sappada è stata allertata per un mancato rientro che poco dopo è fortunatamente rientrato. Un uomo ha trascorso la notte a 200 metri dal rifugio Sorgenti del Piave in una zona senza copertura telefonica, ma nessuno lo sapeva. Questa è una nota stampa che ci è appena arrivata dal soccorso alpino regionale. L'allarme è partito e la stazione si è mobilitata. Questo falso allarme ha creato preoccupazione ai familiari, ricognizioni delle squadre di terra sul percorso e l'iniziale attivazione dell'elicottero per eventuali ricognizioni dall'alto finché è arrivata un'altra telefonata ai familiari che avvisava che era tutto a posto da parte del ricercato, che spiegava loro cos'era successo. Però il CNAS si pone questa domanda: ma se avesse chiesto di fare una telefonata da rifugio tutto questo non sarebbe accaduto? Bastava dire tutto bene, dormo in auto. Quando si è da soli e c'è qualcuno che ci attende, è bene adottare tutte le attenzioni e le cautele, firmando i libri di rifugio e di vetta, avvisando dei cambi di programma. Insomma, conclude la nota, siate responsabili per voi stessi e per gli altri. Nota che sottoscrivo appieno. Con questa notizia chiudiamo qui questa edizione flash del mattino, vediamo appuntamento nel pomeriggio per un altro live, ulteriori aggiornamenti sul nostro sito www.friulitv.net. Buona giornata a tutti. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Zano e vi aspetto con le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position.